manifestare le proprie idee, ma inaccettabili le violenze e le interruzioni di pubblici servizi. Così il presidente del Veneto Zaia sull'annunciata manifestazione di domani dei No Pass. Attesi in serata a Marghera i 100 cittadini afghani accolti in Veneto. Assindustria Veneto 100 mette a disposizione 2 appartamenti nel Trevigiano ed è pronta a fornirne altri. Eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Serena Fasana, la farmacista trovata esanime nella sua casa di Castelfranco. I segni sul collo non sono compatibili con lo strangolamento, esclusa la morte violenta. Tragico incidente sul lavoro sull'altopiano di Asiago, 75enne perde la vita rimanendo incastrato sotto un muletto che stava tentando di riparare. Altre 2 vittime della strada in Veneto, a Trezzolano nel Veronese, è morto un centauro di 29 anni, a Susegana inutile la corsa in ospedale per un'anziana di 84 anni investita. A Venezia per l'inaugurazione delle nuove sale delle gallerie dell'Accademia, il ministro per i beni culturali Franceschini si è detto contrario a ticket e tornelli. Venezia non può vivere di solo turismo. Ritorna lunedì 6 settembre dalle 21:15 su Antenna 3 l'appuntamento con l'agone politico di Ring, riflettori sulle grandi sfide che attendono il Veneto, dalle elezioni amministrative alla convivenza con il virus. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Legittimo manifestare le proprie idee, ma inaccettabili le violenze e le interruzioni di pubblici servizi. Così il presidente del Veneto Zaia sull'annunciata manifestazione di domani dei No Pass, ed il governatore dalle gallerie dell'Accademia, dove ha accolto il ministro Franceschini, è tornato anche sul tema dell'accoglienza dei profughi. Io penso che la protesta, la manifestazione, anche di chi non la pensa come me, debba essere difesa. È giusto che possano manifestare le loro idee, ma non si possa arrivare a interrompere pubblici servizi come il caso dei treni. L'annunciata manifestazione dei No Green Pass per domani pomeriggio, con il blocco dei treni in molte stazioni, 8 anche in Veneto, fa discutere e rischia di inasprire ulteriormente un clima sul tema dei vaccini diventato ormai pesantissimo, con violenze e minacce inaccettabili. Sulla questione torna anche il presidente del Veneto Zaia. Il linguaggio utilizzato da alcuni e le gesta di pochi non fanno onore di certo a chi non si è vaccinato, perché le aggressioni giornalistiche vanno assolutamente censurate e condannate senza se e senza ma le aggressioni in generale, pensate a tutti noi amministratori cosa abbiamo subito fin dal primo giorno. Penso che ogni amministratore, anche l'ultimo sindaco del comune più piccolo, può presentare le sue lettere anonime con le minacce, nel senso che ormai è quotidiana. Da domani la certificazione verde diventa obbligatoria sui treni a lunga percorrenza, aerei, navi, oltre che scuole e università. I No Pass e Novax alzano l'asticella e minacciano di bloccare il paese. Io non sono convinto che la soluzione sia quella dell'obbligatorietà del vaccino, di far pagare le cure, per carità, però è pur vero che ci si debba incontrare a metà strada. Non è possibile che ci sia un popolo che ha scelto di vaccinarsi e una parte minoritaria di questo popolo che vorrebbe, diciamo, dettare le linee del comportamento. Decisamente no. Altro tema caldo nel dibattito politico di queste ore è quello dell'accoglienza dei profughi afghani, con l'arrivo di un centinaio di persone in Veneto. Io penso che, come abbiamo detto, chi scappa dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni deve essere aiutato, senza se e senza ma. Dopodiché è giusto fare un distinguo tra questi profughi afghani e penso alle navi piene di cittadini del Nord Africa che noi ce li ricordiamo tutti, arrivavano con le scarpine da ginnastica, con la borsetta a tracolla e con lo smartphone in mano, dicevano che erano profughi, poi abbiamo visto che profughi erano. E sono attesi in serata a Marghera i 100 profughi afghani in fuga dal regime talebano, che verranno accolti in Veneto. Un'attesa proseguita per l'intera giornata di oggi. Inizialmente le famiglie destinate alla nostra regione dovevano arrivare nel primo pomeriggio all'ufficio immigrazione di Marghera, per poi essere smistate nelle varie province secondo i piani concordati con l'accoglienza dalle prefetture.
ma l'orario di arrivo va via slittato nel corso della giornata ed ora è previsto per le 22. Nella notte i profughi verranno poi accompagnati nelle varie sedi di destinazione e 2 nuclei familiari afghani saranno ospitati negli appartamenti messi a disposizione da Assindustria Veneto Centro, che oggi si è detta pronta anche a metterne altri a disposizione di questi profughi. Sentiamo. Se sarà il caso noi ci siamo, faremo anche la nostra per questo. Gli appartamenti potrebbero essere pronti già entro la prossima settimana, puliti, sistemati e attrezzati di tutto quello che servirà per restituire a 2 famiglie in fuga dall'orrore dei talebani una parvenza di vita normale. E sono stati proprio gli industriali trevigiani a farsi avanti, ad unire a quella di semplici cittadini la loro messa a disposizione per l'ospitalità. Ad oggi sono 2 i locali, Roncade e Casier, ma se sarà necessario, come confermato dal presidente Destro, ne saranno offerti altri. Non possiamo pensare solo a quello che succede all'interno delle nostre aziende, ma dobbiamo vedere quello che succede anche all'esterno. Appena è scoppiata l'emergenza Afghanistan, noi ci siamo impegnati a dare la nostra disponibilità, non solo per l'accoglienza, che stanno già seguendo molto bene le prefetture di Padova e di Treviso, ma anche nell'impiego di queste persone che arriveranno in Italia e nel nostro territorio. Ospitalità, ma anche lavoro, ed è questo il secondo fronte dell'accoglienza, il primo vero passo verso l'integrazione. Lavoro che gli industriali confermano essere ripartito con la stabilizzazione dei contagi anche grazie al vaccino. Industria in ripartenza dunque, con la produzione che in certi settori supera addirittura i livelli pre-Covid. Ma sulla spinta in atto pesa il freno tirato della logistica e i costi delle materie prime divenute in certi casi introvabili. C'è un ritorno importante alla crescita sia della parte industriale che della parte di fatturato, e la crescita importante anche dell'export. Il problema delle materie prime purtroppo è ancora un problema assolutamente evidente e forte in diversi settori, e legato alle materie prime c'è anche un problema di trasporti molto importante. A Castelfranco ora è stata eseguita oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo di Serena Fasan, la farmacista 37enne trovata senza vita in casa 6 giorni fa. L'esame sembra escludere la morte violenta. Non c'è motivo di pensare ad una morte violenta. L'autopsia sul corpo di Serena Fasan, la farmacista 37enne, trovata morta dal compagno nel suo appartamento a Castelfranco, sembra confermare le prime ipotesi degli inquirenti. Non ritengo che sia stata strangolata, dice il dottor Alberto Furlanetto, il medico legale che ha eseguito l'esame. Per capire esattamente cosa abbia provocato il decesso di Serena saranno necessari ulteriori esami ed accertamenti, ma secondo il medico non ci sono motivi per pensare che le lesioni rinvenute sul collo della giovane farmacista ne abbiano causato la morte. Lesioni molto superficiali, ha confermato l'esame, forse causate dai primi tentativi di soccorrerla, forse provocate da lei stessa quando è stata colta da malore. L'autopsia sembra cancellare dunque l'ipotesi di omicidio avanzata dopo il rinvenimento dei segni sul collo e dopo la drammatica coincidenza del suicidio dello zio Simone Fasan, 55 anni, trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sul Greto dell'Astico. Nelle prossime ore la magistratura deciderà come procedere e quando dare il nulla osta per l'ultimo saluto a Serena e allo zio Simone. Ancora cronaca ora con l'ennesimo tragico incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Lusiana, sull'altopiano di Asiago. Un 75enne è morto incastrato sotto il muletto. Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando qui in via Pilastro a Lusiana, all'interno di questa officina metalmeccanica, si è consumata la tragedia. Un uomo, Mario Pivotto, di 75 anni, che si trovava da solo all'interno proprio del locale, è rimasto vittima di un incidente mortale. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle autorità, ma da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo, nel tentativo di riparare un muletto guasto, abbia incidentalmente attivato la leva del montante, rimanendo schiacciato fra la cabina e l'elevatore. Il corpo del 75enne è stato notato da un passante che ha dato l'allarme. I vigili del fuoco sono arrivati da Asiago mettendo in sicurezza il muletto e collaborando con il personale del SUEM. A nulla, tuttavia, sono valsi i soccorsi prestati. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal.
Mario Pivotto lascia la moglie, 4 figli e un grande vuoto nella comunità di Lusiana, dove era conosciuto e apprezzato. Non volevamo crederci subito, perché è un signore che passava quotidianamente quasi anche in officina e si conosceva da vecchia data, e quindi siamo rimasti male. Che persona era il signor Pivotto? È un artigiano che sapeva fare sia manualmente sia a livello anche di testa, perché aveva una testa fine, come diceva mio papà. Andiamo ora nel Bellunese, quinta giornata di ricerche dall'esito negativo in Val di Zoldo, nessuna traccia di Federico Lugato, il 39enne di cui non si hanno notizie da giovedì scorso. Ieri vertice in prefettura, la moglie Elena Pancera lancia una raccolta fondi per sostenere le operazioni di soccorso. È purtroppo ancora negativo l'esito delle ricerche di Federico Lugato, il 39enne di origini veneziane, scomparso giovedì mentre era impegnato in una escursione che lo avrebbe dovuto portare alla Baita Angelini nella zona del Tamer San Sebastiano in Val di Zoldo. All'attenzione dei soccorritori le immagini riprese dai droni che hanno sorvolato ripetutamente i luoghi in cui si presume che Federico possa essersi trovato in difficoltà, ma il fogliame e i mughi che ricoprono il terreno non aiutano. Servirebbe una tecnologia spinta a raggi infrarossi, ma non è detto che neppure questa possa aiutare le ricerche, che ad ogni modo proseguiranno per almeno un'altra settimana. Così si è deciso durante il vertice di ieri sera in prefettura, che ha visto al tavolo istituzioni e enti coinvolti nell'unità di ricerca. Il coordinamento delle operazioni sul campo è stato affidato al responsabile del soccorso alpino Alex Barattin, in stretta sinergia con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Un importante supporto verrà fornito dai volontari di protezione civile, che anche da altre province stanno offrendo la disponibilità a concorrere nelle ricerche. Frattanto Elena Pancera, moglie di Federico Lugato, ha aperto una sottoscrizione di fondi per sostenere le spese dei pernottamenti e dei pasti delle persone che vogliono aiutare nelle ricerche. Ci mettono già le gambe, gli occhi, la voce, il cuore, spiega la moglie, che utilizzerà i fondi in eccesso per donarli al soccorso alpino, i cui volontari si stanno prodigando nelle ricerche, ad oggi senza esito alcuno. Ancora cronaca, un motociclista di 29 anni ha perso la vita poco dopo le 14:30 di oggi, cadendo con la sua moto in località Trezzolano, sulla provinciale 35 che da Montorio porta a Rovere Veronese. Non è chiaro se l'uomo prima della caduta sia stato toccato o abbia avuto uno scontro con un camion carico di bestiame. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con l'elicottero e l'ambulanza, ma per il Centauro non c'era purtroppo nulla da fare. La polizia locale, intervenuta sul luogo della tragedia, invita gli automobilisti ad evitare la zona in quanto l'arteria è ancora chiusa al traffico. È tragico incidente anche in provincia di Treviso. Questa mattina a Susegana, Teresa Betto, pensionata, è stata falciata ed uccisa mentre attraversava la strada. Per noi l'ho visto una le posa che le lascia qua. Ok. Quella strada nel media. Per le macchine lascia là, qua, ma ancora c'è sangue. La titolare del China Market lungo la statale 13 all'altezza dell'incrocio con via Ortigara stava aprendo il negozio questa mattina. Proprio in questo punto ha visto l'auto, un Audi ferma, e poco più in là l'elicottero del SUEM. La barella con Teresa Betto, distesa, ancora cosciente, 72 anni, pensionata. La donna era appena stata soccorsa dopo essere stata investita da un'auto che viaggiava in direzione Treviso. Abita proprio in zona, aveva appena preso il suo consueto caffè qui al bar Giardino. I titolari, mamma e figlio, sono stati tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente e chiamare i soccorsi. Ero venuto a vedere il caffè prima e poi è passata la strada e purtroppo... La signora era ancora viva? Sì, mia madre ci ha parlato. Probabilmente è stata una delle ultime persone Teresa Betto morirà poco dopo. Falciata dall'auto in corsa, il suo corpo è stato sbalzato sul portellone posteriore della macchina. Nella caduta il colpo alla testa che le sarà fatale. Teresa abitava in zona, sposata, pensionata, mamma di 2 figli. Una donna pacifica, solare. Quello del caffè al bar era uno dei suoi piccoli vizi quotidiani. Da qualche tempo si divideva insieme al marito tra la Marca e la loro casa a Tenerife. si godeva la pensione.
Purtroppo parerebbe che non neanche fosse nelle strisce pedonali. Sul posto i carabinieri e il suo EMA-118 con ambulanza ed elicottero. A Susegana è il terzo incidente mortale in un mese. Il 14 agosto è morto l'imprenditore Elio Doro. Il 9 agosto ad essere investito e ucciso è stato Gianfranco Livotto a soli 51 anni. Corrono molto le auto qui? Sì, purtroppo come un po' dappertutto. No, i limiti sono quelli che sono. E torniamo ora a parlare dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio, oltre 500 nuovi positivi anche nella giornata di oggi, ma da oggi scendono in campo nella vaccinazione anche i pediatri di libera scelta che hanno iniziato ad immunizzare i loro pazienti over 12. Sì, i primi 5-6 che abbiamo vaccinato adesso vengono tranquilli, con dei genitori convinti. E per i ragazzi, ovviamente, la stragrande maggioranza dei ragazzi sono consapevoli. Da oggi anche i pediatri di libera scelta possono vaccinare i loro pazienti. Il loro compito però non è solo quello di inoculare il siero, ma convincere chi non ha potuto o voluto fino ad ora immunizzare i più piccoli. Diciamo che adesso ci aspetta il compito difficile di andare a convincere anche coloro che non erano così convinti in fase iniziale. Perché la perplessità maggiore è in genitori che si sono già vaccinati, per la verità. I genitori si sono vaccinati e hanno qualche dubbio sulla vaccinazione dei ragazzi. E allora cerco di capire il motivo e di spiegare che forse, visto che loro si sono già protetti, si sono già immunizzati, dispongono già di una green card, non vedo il motivo per cui si possa negare tutti questi vantaggi anche ai loro ragazzi. In provincia di Padova circa il 60% dei bambini e dei ragazzi in età pediatrica è stata vaccinata. Ora il compito dei 91 professionisti della cura dei più piccoli che hanno aderito all'iniziativa in provincia di Padova è quello di alzare il tasso di immunizzazione. È un vaccino ormai sperimentato, nel senso che è vero che è giovane di età, ma sono state fatte miliardi di dosi di questo vaccino. Come mai è accaduto nella storia della vaccinologia in così breve tempo tante dosi? E quindi la casistica è immane, insomma. Per cui credo che i genitori possano tranquillamente portare i loro ragazzi a vaccinare, anzi è l'unica maniera per poter controllare la pandemia. Con tutta probabilità si andrà verso l'estensione dell'età minima per il vaccino. Sicuramente sì, ci sono già delle sperimentazioni ben avviate ed è probabile che fra qualche mese si possa estendere la vaccinazione anche in età inferiori ai 12 anni, come le diceva, dei 6 anni su, la probabilità è buona. E alla vigilia della riapertura di nidi e materne, il Comune di Padova nelle strutture comunali chiede il Green Pass anche ai genitori che devono fare l'inserimento dei figli. Noi chiediamo il Green Pass anche per i genitori che fanno l'inserimento all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Green Pass obbligatorio anche per i genitori che dovranno accompagnare i figli e seguire l'inserimento nei primi giorni di asilo nido e scuola materna, un obbligo che riguarda le strutture comunali di Padova, 18 nidi, 10 materne in tutto in città per un totale di circa 1750 bambini. Ieri ci sono state le riunioni dei genitori con le insegnanti, non sembra che, tranne qualche caso di protesta, insomma non sembra che ci siano state grosse espressioni di contrarietà. Speriamo che sia compreso anche l'intento, perché il nostro intento non è quello di controllare la popolazione, ma è quello di salvaguardare i piccoli. Il Green Pass inoltre è obbligatorio per tutto il personale scolastico di ogni grado, dai docenti al personale ATA agli addetti alla mensa. Il Comune di Padova ha assunto 15 persone a tempo indeterminato e 70 a tempo determinato per coprire eventuali sospensioni. Ancora non si conoscono però i numeri dei docenti Novax, si scoprirà tutto ad inizio anno scolastico. Finché non si instaura la piattaforma governativa che ci manda i report giorno per giorno di chi è a posto e di chi no, noi dobbiamo controllare il Green Pass di tutte le persone, per cui lo sapremo domani. Certo che se qualcuno non è disponibile a mettersi in regola, scatterà la sospensione di 5 giorni prima, dopodiché ci sarà
sia la multa di 400 euro sia la sospensione a tempo indeterminato finché non si rimettono alla pari. A Venezia ora no al ticket d'ingresso a pagamento in città e ai tornelli. Il ministro della Cultura Dario Franceschini in visita alle gallerie dell'Accademia invita anche la città a guardare oltre la monocultura turistica. Penso che Venezia abbia una vocazione che non è soltanto quella di ospitare turisti, ma è quella di valorizzare il proprio patrimonio storico architettonico unico al mondo e di investire sul contemporaneo, sul presente e sul futuro. Venezia non deve vivere di solo turismo e se a dirlo è anche un ex ministro del turismo come Dario Franceschini, attuale ministro della cultura, il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, in città per l'inaugurazione di 2 nuove sale alle gallerie dell'Accademia, significa che il tema dovrebbe essere all'ordine del giorno di ogni progetto futuro per Venezia. Venezia è il luogo anche della Biennale d'Architettura, della Biennale d'Arte, di grandi istituzioni culturali private che investono sul futuro, quindi innovazione, ricerca, nuove tecnologie applicate ai beni culturali, sostenibilità, quindi è una grande sfida di coniugare passato e futuro. Ma il dibattito sul futuro di Venezia è anche di carattere amministrativo. Ad introdurlo è l'assessore al turismo Simone Venturini con una richiesta precisa al governo. Venezia è una città speciale e unica che però ha le stesse leggi e le stesse regole di ogni altra città. Faccio l'esempio dal traffico acqueo alla giurisdizione sulle acque che è spezzettata in 1500 diverse competenze, alla gestione del fenomeno turistico, alla gestione del fenomeno commerciale, perché le liberalizzazioni che hanno funzionato nei piccoli comuni della pianura padana forse non funzionano in città come Venezia. Se sull'importanza del rilancio di Venezia sono tutti d'accordo, scendendo nel dettaglio le differenze di vedute affiorano subito, a partire dal progetto dei cosiddetti tornelli caldeggiato dal comune per limitare l'eccessivo afflusso turistico. Penso che servano delle misure di limitazione degli accessi in caso di troppa gente, nessun ticket a pagamento e penso che il modo per impedire l'accesso di troppe persone che mettono a rischio il patrimonio vada studiato con tutte le nuove tecnologie possibili, quindi le meno invasive possibile. Se diciamo tornello ci immaginiamo il tornello per entrare in un aeroporto, in realtà ci sono delle tecnologie che possono essere meno invasive e che ottengono lo stesso risultato, ma la scelta ovviamente è dei sindaci e la competenza anche, noi siamo qua per dare una mano. Torniamo a Padova ora, dove la storia della fisica si arricchisce con un nuovo importante museo. Vediamo. Giovanni Poleni nella prima metà del Settecento insegnò astronomia, filosofia naturale, matematica, fisica e nautica al Bo. Lavorò molto anche per la salvaguardia del territorio della Repubblica di Venezia. Stimato da Eulero, Newton, Leibniz e Cassini, fece parte delle maggiori accademie europee. Nelle sale del Museo della Fisica, lui intitolato in via Loredan 10, si compie un vero viaggio nel tempo che inizia dal gabinetto di fisica avviato da Poleni nel 1739 fino alle ultime ricerche. E non mancano le curiosità. Ad esempio, Poleni restaura la cupola di San Pietro a Roma, viene incaricato dal Papa di questo restauro per fare quegli esperimenti, per definire come e quali cerchioni fissare alla cupola per consolidare la cupola, utilizza una macchina che per la prima volta viene esposta al museo. E poi i collegamenti con il territorio. Abbiamo il battipalo che nel Settecento, il modellino del battipalo, quindi una macchina per costruire i ponti, che venne usata nel Settecento per ricostruire il ponte di Bassano disegnato da Palladio. Suo anche il restauro del campanile di San Marco, colpito da un fulmine nel 1745. Il Museo Giovanni Poleni, realtà unica nel Veneto, è aperto al pubblico e alle scuole. In Italia, oltre al Galileo di Firenze, esistono musei universitari di storia della fisica a Napoli o Pavia, ma le loro raccolte non coprono un arco temporale così ampio e con una tale varietà e ricchezza di strumenti. Il Museo di Storia della Fisica è in realtà la storia della scienza, dell'importanza della scienza, dell'importanza di avere coraggio, credere nella scienza, ma anche sapere le regole della scienza, per cui la scienza è bellissima, ma la scienza è anche rigorosa e dura. Questo è il percorso sperimentale, che oggi uno può anche avvicinare nella bellezza, perché il museo, lo vedrete, è un museo splendido.
La politica alle corde, Ring torna protagonista su Antenna 3 dopo la pausa estiva, una finestra ogni lunedì sera sulle principali sfide che attendono il Veneto. Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta dunque. Da lunedì 6 settembre ritorna Ring, la politica alle corde, la trasmissione di attualità della prima serata di Antenna 3 condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. È un autunno ricco di temi, quello che sta per iniziare, a cominciare dalle elezioni comunali in Veneto il 3 e 4 ottobre prossimi, il primo confronto a livello locale dopo l'insediamento del governo a guida Mario Draghi. Chiamate al voto piccole e grandi comunità in uno scenario variegato, tutto da decifrare. Ogni lunedì sera dalle 21:15 i protagonisti della politica e dell'attualità torneranno a confrontarsi in vista delle urne, ma non solo. Tante le sfide che attendono il Veneto, dalla gestione sanitaria della pandemia all'estensione del Green Pass. Cosa accadrà alla riapertura delle scuole, che autunno sarà sul fronte della convivenza con il virus? Antenna 3 sarà in prima linea per raccontare e approfondire i tanti volti di un Veneto che sta ripartendo, ma deve fare i conti con le incognite dei prossimi mesi. Coinvolgendovi ogni settimana nel sondaggio con cui vi chiediamo la vostra opinione sui temi più caldi e discussi. Domande, ma soprattutto risposte, quelle che cercheremo di dare grazie anche ai vostri messaggi e ai vostri spunti in diretta ogni lunedì sera a Ring su Antenna 3. Vi aspettiamo per combattere con noi ogni lunedì alle 21:15 su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri TG. Come sempre al termine un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Settembre al via con l'alta pressione sull'Italia. Il mese inizierà con un tempo stabile e non sono previsti eccessi di caldo. Vediamo il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, lo vediamo, sarà asciutto ovunque con cielo sereno e sgombro da nubi, salvo per occasionali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature prossime alla norma, tipiche dell'inizio di settembre, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione con sole dappertutto e cielo limpido. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà possibile qualche addensamento, specie sui settori di confine, tanto sole invece altrove. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime infine sui 29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.